Primo compleanno dello Scientific Fabrication Laboratory di Trieste al Centro Internazionale di Fisica Teorica, festeggiato con un Open Day e con l'inaugurazione di nuovi spazi. La struttura di Miramare è inserita nella rete globale di laboratori Fab Lab che rendono possibile l'attività delle persone creative di tutto il mondo e accessibili moderni strumenti di fabbricazione digitale e prototipazione rapida. Deborah Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. È un'iniziativa importante perché questo è il futuro in qualche modo del fabbricare, del fare impresa, dell'applicare la scienza, anche la scienza teorica, a quelle che sono poi le realizzazioni industriali. Questi spazi sono spazi che stanno prendendo piede un po' in tutto il mondo. Qui abbiamo una delle primissime esperienze in regione che tra l'altro sta avendo davvero un grande successo e che sta trascinando con sé altre esperienze di questo tipo. Qui si può appunto realizzare tutto quello che la nostra creatività ci permette di fare e anche essere utili con delle iniziative importanti al prossimo e alla nostra comunità. Lo SciFab Lab di Miramare è una realtà geniale e innovativa a disposizione dall'agosto dello scorso anno di ricercatori, inventori e artigiani del futuro, come spiega il responsabile del laboratorio Carlo Fonda. Le idee, soprattutto le idee scientifiche, ma in primo luogo le idee che portano beneficio alla comunità umana che ci circonda, quella locale ma anche quella internazionale, essendo noi un centro internazionale, diventano realtà, diventano oggetti che possiamo toccare, con cui possiamo interagire. Chi può frequentare questo laboratorio? Il laboratorio è aperto a tutti indifferentemente, basta che portino delle belle idee ed è gratuito. Le prospettive future, considerato che è un anno che lavorate? Quest'anno ci ha insegnato molto e speriamo di crescere sempre di più e di offrire sempre di più ai maker e ai creativi della zona. Oggi inaugurate nuovi spazi? Oggi apriamo alcune sale per fare formazione, apriamo una nuova officina per le macchine a controllo numerico e apriamo anche la nostra mente a nuove prospettive e nuovi progetti. Le attrezzature più curiose, più interessanti che avete qui? Abbiamo una dozzina di stampanti 3D che attraggono sempre l'attenzione di tutti, adulti e bambini, perché sono colorate, perché sono in movimento e ci permettono di creare qualsiasi cosa possiamo immaginare. Carlo Fonda, ma cosa hai in mano? Ci incuriosisce? Ho in mano un cubo LED tridimensionale, è un esperimento di visualizzazione nelle 3 dimensioni di informazioni ed è un po' così l'essenza di quello che si fa in questo Fab Lab. Sperimentazioni, idee, creatività, cose nuove, cose per esplorare un po' la tecnologia oltre ai limiti di quello che il mercato ci propone già confezionato, quindi mettendoci la mano noi stessi.